Io lavoro prettamente su legno, il legno è il pioppo, è uno dei legni più bianchi e all'inizio avevo iniziato facendo dei bianchi e neri, quindi graffite su legno. Poi dopo il terremoto del 2012 non ho più voluto sapere del bianco e nero, avevo bisogno del colore. Quindi ho iniziato così per gioco con delle carte colorate. Ho iniziato a fare i vestiti delle bambine. Prima erano donne, adesso sono bambine, perché più nel mondo anche fiabesco, a volte rappresento delle fiabe, Biancaneve, Alice nel Paese delle Meraviglie, e le ho sempre collegate però con gli animali e con i fiori, le piante, la natura, perché per me è la cosa più importante. È anche molto insomma intimistico, perché soprattutto nell'altra sala dove ci sono i bianchi e neri tratto un pochino le varie, tipo la solitudine, tipo la preghiera, quindi la fede, queste cose qua, diciamo. Comunque mi diverto molto a disegnare e dipingere, perché mi sembra di tornare fanciulla quando creavo i vestitini per le bamboline di carta e quindi si facevano, si ritagliavano e si attaccavano ai cartoncini, diciamo. Marzia è conosciuta già, finalista al Premio Arte 2024 e esposta alla Permanente di Milano. Il suo percorso è variegato, ha iniziato con altre tecniche ma poi è approdata a questa tecnica molto particolare. Il suo supporto non sono tele ma legno, pioppo, lamellare di pioppo. E queste sue fanciulle, questi suoi animali vengono da un altro mondo, o perlomeno un mondo parallelo, e che può essere il suo mondo interiore, come magari portare un messaggio riguardo alla creazione e al femminile nella creazione. Ovviamente il suo percorso sta continuando anche con paesaggi, però lavorando sempre su legno. La particolarità di Marzia Roversi è che appunto avendo trovato questo filone, questo suo stile che la rende unica, a mio modo di vedere, anche nel panorama artistico italiano. Non conosciamo altri artisti che fanno queste cose simili, ma non queste cose. Sta continuando la sua esperienza di ricerca e credo che aprire il 2026 con una bella mostra qui a Mantova, con il patrocinio del Comune di Mantova, città d'arte e di cultura, patrimonio UNESCO, sia un buon viatico per le prossime esposizioni. Sono partita di bianco e nero dalla grafite, poi dalla grafite ho fatto grafite collage, poi ultimamente li faccio grafite collage acrilico e foglia similoro, e poi in fondo nell'altra sala sto facendo degli esperimenti anche col cucito, cioè ho cucito dei visi sempre femminili su carta lucida, e poi uso delle foglie secche, dei fiori secchi per fare la capigliatura, oppure anche lo stendardo dove ho fatto per diciamo la mostra, ho cucito, sempre una bimba, ho cucito della carta e del pizzo su della tela di juta. Mi diverto a sperimentare, diciamo, e ultimamente non ce sono in questa mostra, sto facendo anche sempre dei paesaggi padani con nebbie, sempre comunque nel mondo della natura, della campagna. Io sono nata in campagna e sono orgogliosa di questo.